C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati ad una nuova puntata di Centro Anch'io. Oggi vi raccontiamo la vita e le opere in breve di Don Giovan Battista Zuaboni. Don Giovanni Battista Zuaboni nacque a Promo di Vestone in Valle Sabbia nel 1880, entrato in seminario nel 1897, inizia l'esperienza sacerdotale a Volciano e poi a Nuvolera, fondando circoli e iniziative per educare cristianamente le giovani generazioni. La sua attività a Brescia inizia nel 1915 presso la parrocchia di San Giovanni Evangelista. A poca distanza, nell'oratorio di San Rocco, apre nel 19 la scuola della Buona Massaia per preparare le donne alla loro missione in famiglia e in società. Con il consenso del vescovo nel 31 fonda l'Istituto Pro Famiglia, dando pieno compimento al suo progetto. Don Zuaboni riposa nella cappella di Santa Maria, nella chiesa di San Giovanni. Bene, il proverbio di oggi, il modo di dire, vediamo un po' chi lo sa decifrare nel suo insegnamento, nella sua morale, non è difficile. Al gat mort saltan ture in orecchie. A Napoli come sono andate le cose? Siamo sul lungomare di Napoli e dobbiamo mostrare il Vesuvio, altrimenti dicono non è vero che siete stati a Napoli. Come no, guarda, in fondo c'è il Vesuvio, quindi inequivocabilmente siamo a Napoli, in compagnia di un napoletano, vero? Più o meno no, dai, siamo veneti noi. Ah, ecco, risiedono più persone in te stesso. Dici noi perché vuoi che io ti dia del voi, insomma. Abbiamo doppia cittadinanza, quindi sia veneta che anche campana. Ecco, vabbè, che ci fa un veneto? Abbiamo già incontrato altri amici veneti qui a Napoli. Che ci fa un veneto? È un giro di piacere, una vacanza. Ti chiami? Fabio. Auguri, questi giorni il tuo compleanno. Oggi. Senti un po', Fabio, e qui prova a dire questa cosa, a leggere il nostro modo di dire in dialetto bresciano. Al gat mort salta nutre il sorec. Nutrenne. Dove sta il nutrenne? C'è scritto qua. Nutre il sorec. Hai capito qualcosa, Fabio? Al gatto morto salta. Sì, al gatto morto ci sei. Saltano in bocca i topi, no? Ora siamo in compagnia di What's Your Name? Sigal. Sigal and? Iran. Ecco, sono stranieri ovviamente, in visita turismo a Napoli. Yeah. Like, piace? Of course, I like. Where are you from? Israel. Ah, ecco, da Israele, da Israele, insomma, è un bel viaggetto, un po' lungo. Al gat mort. Al gat morte. Salta naturen ai sorek. Ai, perché ovviamente in inglese I sorek. I sorek. Gat, cat. The cat is on the table. No, the cat is died. Al gat morte solte naturan i sorek. Bravina, facciamolo leggere a lui. Dai, prova. Al gat morte salta netoret sorek. Anche in Israele si dice così, vero? Detto in Israele, Sarà così. This one? Quest'altra un'altra volta, vai. Dovete salutare qualcuno che Teletutto sul canale 16 si prende anche a Tel Aviv, anche a Gerusalemme si prende. Ciao, grazie. Ciao. Thank you. Bye bye. Al gatto morto saltano intorno anche i topi. Sono iso. No, quando il gatto non c'è in questo modo, proprio in questo momento anche in modo definitivo, e i topi fanno festa. Si fa festa quando il gatto è morto, i topi ballano, fanno festa perché ormai il pericolo è scampato. Va bene, dal lungomare di Napoli con questa simpatica coppia israeliana è tutto, alla prossima, ciao! Ciao. Cunicula.